E buonasera ad Alessandra Ghizzo, bentrovati a Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1. Con noi in regia c'è Nicola Marchesin, in studio salutiamo i nostri ospiti che arrivano da Venezia, loro sono i Dervisho. Buonasera. Ciao. 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 Dervisho sono Simone Bastianello, la voce alla chitarra, ciao. Ciao. Maurizio Contiero, batterie, tastiere, cori, campionamenti, ciao. Ciao. E Damiano Frisona al basso e ciao. I cori. All'attivo i Dervisho hanno un EP omonimo uscito a novembre del 2014 e si preannuncia il nuovo album che uscirà quando? Beh, si prevede per maggio di farlo uscire e adesso dobbiamo ultimare 2 pezzi e poi per il resto dobbiamo finire qualche mixaggio, ma insomma è quasi pronto e dovremo uscire. Quindi avete interrotto il lavoro nelle sale prove per preparare questo live che verrete a suonare questa sera? Praticamente sì. Esatto. Esatto. E questa sera quindi ci avete portato dei pezzi, 4 pezzi che ascolteremo, appartengono già all'EP che è uscito? C'è un pezzo che non appartiene all'EP e si chiama New Orleans Saints, mentre gli altri sono già presenti praticamente nell'EP autoprodotto. Il fatto che EP e album siano così ravvicinati, da cosa dipende? Dipende dal fatto che noi avevamo già in preparazione tutti i brani, solo che per varie vicissitudini, anche avere i tempi esatti per registrarlo, trovare il materiale giusto, insomma ci ha portato via parecchio tempo. Poi appunto abbiamo deciso insomma di metterci sotto a lavorare una volta avuto il materiale, ad esempio i microfoni o anche la disponibilità economica, diciamo, per poterci permettere di mixare e masterizzare il disco, insomma. I Dervisho quando nascono? Ho fatto una presentazione un attimo sui generis parlando direttamente delle cose pratiche, delle cose tangibili, ma la storia dei Dervisho quando risale? Beh, noi è da un bel po' che ci conosciamo. Eravamo partiti con un gruppo hardcore che si chiamava Our Opera, di cui era lui il fautore. Simone. Esatto. E poi appunto il gruppo si è disperso, dalle sue ceneri sono nati No One Is Perfect, che in realtà era un esperimento in cui abbiamo registrato in 75 giorni un EP e lì ci siamo conosciuti appunto come gruppo. Da lì abbiamo visto che le cose andavano bene, abbiamo scelto insomma la nostra identità, anche suonando i pezzi abbiamo visto che le sensazioni che provavamo si avvicinavano di più insomma al termine Dervisho, appunto al termine persiano Dervisho. Cosa sta a significare Dervisho? Beh, deriva appunto un termine persiano, come dicevo prima, che sta a significare chi vive nella povertà, o erano monaci mendicanti. Poi col passare degli anni si è tramutato in colui che fa da tramite col mondo materiale al mondo celeste. E insomma questi sono i Dervisci. Quindi io direi che con questa presentazione bisogna insomma fare da tramite dall'intervista alla parte live, e quindi la prima canzone che va a presentare i Dervisho, qualcosa di sentimentale ce l'ha, almeno il titolo. Brought Back Feelings, loro sono i Dervisho. Another good day for my life. You cannot change it. Always the streets of my soapbox that now ask it again. Am I a man without a face, without some grace? You should have known by your own. Nothing beside is what can hold on this way. It falls
these words to find words that lie against those. Don't say my name, it will is the pain to keep me on a play. As you can see, no one's to see. There's nothing but time. It's your attitude, stone doors that want to goodbye. A heart to turn hollow when it's all to everyone. Nothing beside this world can hold on this way. Before it's a day, don't write it away. Understood, believe me or not. E siamo a Garage Music live di Dervish con Brought Back Feelings. Insomma, io so che questa è la prima intervista, la prima intervista tra l'altro Esatto. in video, con un live, e c'è Simone particolarmente che è venuto qua cantando in spagnolo, inventato. Ho detto sarà un'intervista scoppiettante, adesso lo vedo timido. E invece... ma perché ti ho detto che potrei arrivare in questo modo, però dopo alla fine davanti a questo ambiente riesco a Sei in chiudermi soggezione. tranquillamente, sì, senza- Chiuderti tranquillamente, in non... meditazione. Beh, ci piace. E ragazzi, c'è da presentare un lato che spicca, insomma, della vostra musica, che è la sezione ritmica, ma anche tutto ciò che concerne il cambiamento, le pause anche, no? Che è il ruolo delle pause. Insomma, io vorrei che ci parlaste della vostra musica. Ah. Oddio. Come descrivere? Le pause, In poche appunto. parole. Iniziamo dalle Esatto. pause. Pausa ad effetto. Cosa si può dire della nostra musica? Diciamo che comunque abbiamo cercato di creare una sorta di ascoltabilità di base che fosse sovrana in tutti i pezzi e proviamo almeno a farla trapelare in quasi ogni momento dell'ascolto. Poi ovviamente, come tu hai notato, sotto tutto questo scorre un tappeto ritmico particolare con un sacco di interludi e di inframezzi o comunque cambi, perché appunto crediamo che sì, sia importante la facilità e la ricezione per qualsiasi, cioè comunque per una vasta fetta di pubblico, ma anche comunque vogliamo mantenere un'originalità e un'identità alla base di quello che comunque andiamo a suonare, e difatti per questo che comunque anche i pezzi sono nati anche molto suonando comunque tutti gli strumenti. Poi noi comunque non ci limitiamo ad usare, sì, abbiamo il nostro strumento principale, però comunque ci stufiamo abbastanza in fretta in realtà delle cose, quindi tendiamo ad evadere in altri modi e quindi inventarci degli espedienti per comunque darci nuovi stimoli e nuove idee sostanzialmente. Quindi molte volte puoi trovarci completamente girati e poi magari da lì possiamo anche ricavare un pezzo che poi risuoneremo comunque tutti al proprio strumento, però comunque magari dopo smussandolo ancora o lavorandoci assieme. Però questo potrebbe essere solo un tipo di processo, in realtà non ci precludiamo, non abbiamo un metodo che comunque ci accompagna con costanza, proprio per il fatto che vogliamo sempre comunque rinnovarci all'interno delle composizioni. Fisso, esatto. E quindi, cioè, doveste descrivere come nascono le vostre canzoni? Ma, Istinto, non lo so. Sì, diciamo che arrivano anche dalla vita di tutti i giorni, dalle sensazioni che ci arrivano addosso dalla vita di tutti i giorni e cerchiamo di trascriverle in musica. È difficile poi fissarle, quindi, cioè fissare un momento, Beh, è molto difficile, è molto difficile in realtà. Porta via energie, c'è farlo, anche se non sembra, ma appunto chiamiamolo un po', porta via lo spirito, ecco, diciamo.
Sì, molte volte proprio durante le fasi compositive ci sono state diverse volte, diversi momenti in cui venivano magari eseguiti quasi per la prima volta, magari correttamente, degli andamenti o comunque dei movimenti proprio in particolare di un brano in cui eravamo tutti, cioè finito di suonare, eravamo molto provati anche fisicamente. Bene o male cerchiamo di farci comunque, cioè di metterci tutti al servizio, cioè con tutto noi stessi al servizio di quello che stiamo facendo in quel momento, perlomeno ci proviamo, insomma. Anche perché devi lasciare comunque qualcosa per ottenere un risultato, diciamo. Io prima, a microfoni spenti, vi chiedevo insomma le vostre influenze musicali. Sicuramente qualcuno si domanda insomma dove possono aver cercato diciamo certe... Ci sono? Beh, sicuramente sì. Sicuramente, infatti. Cioè, ognuno di noi ha comunque svariate influenze musicali. Ad esempio, io fin da piccolo ho sempre ascoltato prog, poi alla fine con l'età cresci, fai migliaia di ascolti, quindi puoi tranquillamente passare, so che fa ridere, dalla musica techno alla musica classica senza spaventarsi, ecco. Sì, come per il lato compositivo in realtà non ci precludiamo niente, quindi appunto possiamo passare esatto dalla classica a cose più... Sempre facendoci magari guidare da ciò che proviamo in un certo momento durante una giornata. Beh, ragazzi, il prossimo pezzo è insomma, quello che trae proprio il nome, insomma, dal nome del gruppo, quindi Derviscio. Come si colloca? È il vostro portabandiera? Diciamo? Beh, sì, diciamo che è stato un pezzo che un po' ci rappresenta anche per le sensazioni che proviamo quando lo si suona. Cioè, alla fine si rifà un attimo anche a Caronte, cioè parla della vita in generale come pezzo, dice che le cose possono essere in un modo ma cambiano repentinamente, quindi non c'è niente di fermo. E appunto si lascia andare con la parte finale dove tutto si distende e si lascia portare via dalla corrente, diciamo. E quindi noi ci ascoltiamo Derviscio, dei Derviscio naturalmente live a Garage Music. Ask me if you can. Bring it on if you're alone.
And it goes for this time. We've been forgiven. Just close your eyes. We've been forgiven. Just close your eyes. E questo era Dervish, pezzo omonimo del gruppo che questa sera è venuto ospite nei nostri studi. Dervish da Venezia. Beh, prima avevamo parlato delle influenze musicali, per dire anche che insomma la vostra musica di sicuro si distingue da quella che abbiamo ascoltato finora insomma nei nostri studi, insomma. Lo scopo insomma di questa trasmissione è anche conoscere la musica locale, quindi anche la musica contemporanea, i generi che vengono ad affermarsi, la scena veneta, la scena locale veneziana nel vostro caso magari come si pone anche rispetto a quello che fate voi? Forse la scena a cui siamo più vicini, in cui ci sono i nostri amici, in realtà è la scena hardcore di Venezia. Siamo molto legati a quel contesto lì, però Sono appunto tutti come del Venezia hardcore alla fine. esatto, Trivere e quant'altro. Però allo stesso tempo non abbiamo una vera e propria scena di genere, del nostro genere, se così si può dire, con cui avere comunque dei rapporti di scambio per ora. Però pian piano in ogni caso si stanno creando dei connubi tra persone che comunque dedicano la propria vita, una parte della propria vita alla musica, con cui possiamo rapportarci e anche crescere insieme, confrontarci semplicemente. Insomma, pesci fuor d'acqua? Sì, ne parlavamo prima. Hai capito. Però c'è sempre questa sensazione di essere dispersi, anche perché è difficile trovare i propri simili quando si cerca di fare un qualcosa Di personale, esatto. E appunto ci sono i pro e i contro però di questo. Sì, siamo un po' un'arma a doppio taglio sotto questo lato. Sì, perché comunque è difficile collocarsi. Diciamo che si è sempre abituati a pensare categorizzando le cose. Noi abbiamo voluto fare il contrario, e anzi ci diverte un po' sentire che magari la gente ci accomuna qualcosa e poi in realtà se va ad ascoltare l'album interamente si rende conto che ci sono più influenze in quello che stiamo suonando, solo che diciamo è un po' un vizio di forma, chiamiamolo così. La gente tende a volersi incasellare e Un vizio di forma, ecco. non ci piacciono le etichette, insomma. E dal live che ci suonate, insomma, questa sera qui nei nostri studi, all'album che uscirà a marzo, cosa prevedete? maggio. Ah, maggio, pardon, sì. Un intenso periodo di reclusione ci aspetta. Come al Sì. nostro solito. E quindi si deve essere anche piuttosto serio, se no non ce la facciamo. Esatto. Io poi ho una domanda per Maurizio, perché ha lottato per venire qua e suonare la batteria digitale. Come ti sei trovato e perché? Dai, vogliamo anche spiegarlo. Beh, in realtà è strano suonare una batteria digitale proprio perché cambiano tutti i rimbalzi sulle pelli. Poi ad esempio ci sono delle parti dove io suono sui cerchi, cioè il rumore metallico non lo riproduce, magari lo può fare campionandolo, però non è mai la stessa cosa di avere, cioè non si ha lo stesso feeling di uno strumento vero. E quindi risulta anche un po' difficile a volte poter dare la stessa resa sonora con uno strumento finto, anziché sì, insomma una cosa vera. E quindi alcune parti sono state riarrangiate al volo proprio per poterle eseguire e per poter dare quel feeling, ecco, che cercavamo. Poi io questa sera ho scoperto che
costruisci anche batterie, per cui questa cosa veramente non... Sì. Beh, non le costruisco io, cioè, mio padre è l'artista. Sì, abbiamo una piccola azienda che si chiama Sidram e appunto costruiamo batterie ad oghe in legno massello che sono tutt'altra cosa rispetto agli standard odierni. Quindi tu sei cresciuto proprio con la batteria di fianco? Sì, io praticamente da quando sono piccolo che ho batterie attorno e sono finito a suonare la batteria. E voi ragazzi invece, oltre alla chitarra, al basso, appunto sperimentate, dicevate, comunque vi piace cercare altre sonorità? Sì. Beh sì. Beh sì, poi a me principalmente ancora prima di voler suonare la chitarra, in realtà il mio primo desiderio era suonare la batteria. Quindi comunque ogni tanto... L'hai trovato troppo bravo, mi sa. Cosa? L'hai trovato troppo bravo. Sì, no, ma infatti cioè, quello... Infatti lascio perdere, però sai, nei momenti buchi mi diverto sempre. Forse quello di solito è il primo strumento su cui mi fiondo, anche perché comunque trovo che la ritmica sia, cioè, a volte fenomenale per come possa farti risultare uno stesso riff o una stessa melodia. Secondo me è proprio la chiave di tutto molte volte, per la maggior parte delle volte la ritmica, soprattutto in quello che facciamo noi o comunque nella composizione a cui vogliamo approcciare, in cui comunque diamo cioè ogni voce inteso come strumento ha uguale importanza, perché proprio noi vediamo come composizione univoca tutti gli strumenti, non c'è un solista, non c'è una voce in primo piano, è tutto devoluto all'utilità del pezzo sostanzialmente. E poi anche queste pause improvvise, forse ne avevo parlato prima, però è una cosa proprio che impatta, insomma. Beh, alcuni... Che non sono risolutive, insomma, cioè proprio questi silenzi, l'importanza del silenzio. Beh, non mi ricordo chi l'ha detto, ma appunto... penso che... Anch'io penso che il silenzio sia una delle più belle musiche che si possano ascoltare, anche perché ormai è raro trovare il vero silenzio. Sì. E poterlo anche ricreare in musica, secondo me dà i giusti spazi alle orecchie dell'ascoltatore e lo può mettere in mondi differenti. Quindi è per questo che cerchiamo di gestire anche i silenzi nei nostri brani. Appunto, è difficile, insomma, riuscire, credo, anche a dare determinate sensazioni restando fermi. È quasi, definiamola quasi teatrale come cosa. Forse tu sapresti spiegarci meglio il motivo di questi silenzi. Il motivo di questi silenzi? Beh, perché appunto comunque allora nell'andamento musicale credo che bisogna, cioè sarebbe difficile, però in ogni momento bisognerebbe cercare di arrivare e comunicare comunque un'emozione di qualche tipo e molte volte per come siamo fatti noi ci ritroviamo ad essere anche spesso macchinosi in tanti punti, quindi forse delle pause servono anche proprio per prendere respiro anche a noi stessi, per riflettere su cosa andiamo a fare dopo e riprendere fiato e ributtarsi, perché molte volte sono proprio dei flussi i nostri brani. Quando sei dentro non puoi più uscirne, devi stare nel canale o se no scivoli via bisogna assimilarli. E quindi tante volte si crea un cerchio e è divertente anche uscire da quel cerchio ogni tanto. Ragazzi, andiamo avanti con il live e rientriamo quindi nel cerchio. Ascoltiamo Darda, loro sono i Dervisho, dopodiché ci sarà una pausa pubblicitaria. Intanto avanti con il live, avanti con Darda. Behind closed doors.
that you taught me. What a life, just pure than high, just pure than high. But now I'm not too tired for the way you do. To get to you, escape from all the things you. It's a start, what's hard to lose. So listen carefully. You never want to know. You see my heart, you see my heart. Cutting through for your advance over the light become the kingdom and light for your advance over the light become the kingdom. Rientriamo a Garage Music dopo la pausa pubblicitaria, siamo con i Derviscio e quindi siamo con Simone Bastianello, Maurizio Contiero, Damiano Frison. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato un pezzo, Darda. Oggi ne avete portati 4 di brani live appunto nei nostri studi. Darda cosa sta a significare? Beh, allora Darda in realtà è c'è un diminutivo di un paese, un'abbreviazione di un paese chiamato Dardago, appunto, dove in realtà ci siamo più volte ritrovati comunque a scrivere musica. Abbiamo fatto il primo EP dei No One Is Perfect e poi dopodiché siamo approdati di nuovo a Mestre e poi siamo ritornati lì per scrivere alcuni pezzi e Darda è stato l'unico pezzo del disco concepito interamente lì, quindi ci sembrava carino, insomma, ricordare quel posto che ci aveva dato tante sensazioni in quel modo, anche se appunto il testo poi si distacca completamente dal significato. Quindi anche un luogo di tipo raccoglimento, mi sembra di capire. Beh, sì, è un po' il luogo dei Derviscio, dai, si potrebbe dire così. Si potrebbe dire così, quando vogliamo scappare veramente, allora andiamo lì. Sì, perché si parla appunto, io ho voluto parlare di pause, perché proprio è una cosa che mi ha colpito molto questa, e quindi anche voi per produrre la vostra musica, insomma, vi allontanate, andiamo in pausa.
È molto importante Sì, il luogo in realtà dove Sì. poi noi appunto siamo molto emotivi, quindi riceviamo proprio tutte le energie dei luoghi, degli animi, cioè siamo molto presi da quello che ci sta attorno e quindi molte volte infatti facciamo anche molta difficoltà, potrebbe essere che abbiamo dei periodi straprolifici per quel che riguarda la scrittura e poi possiamo avere dei momenti più morti proprio perché non riusciamo a trovare la nostra dimensione. Però sappiamo sempre che prima o poi la ritroveremo, questo ci spinge a continuare in sostanza. È nato come trio questo progetto? Sì, sempre stato un trio. Sempre stato un trio. Mhm. E invece per quanto riguarda i luoghi dove andare a suonare, si parlava di scena, a noi interessa sempre indagare, insomma, quella che è il movimento. Si parla anche di pubblico, poi di ricezione, da qui insomma la domanda, che effetto hanno avuto nei live precedenti, insomma che feedback avete trovato e dove andrete a suonare prossimamente, se ci sono anche delle date. Beh, si può dire che abbiamo suonato poco finora live, tutto sommato, Sì, quindi siamo magari il un gruppo pubblico giovane. deve abituarsi un po' anche ai pezzi. Certo, ci è sembrato che stesse ad ascoltare perlomeno. Questo almeno una risposta positiva, ci è sembrato molto positiva. Ed il Sì. primo concerto comunque è stato molto, molto divertente perché era al Metri Cubi di Venezia con Maria Antonietta, un'artista della Tempesta e comunque sì, il posto contiene 100 coperti, però era tutto pieno, ovviamente per lei, però è stato divertente perché comunque ci siamo trovati la gente davanti, cioè fino ai piedi alla pedaliera praticamente. Sì, c'era una bella È atmosfera. stata una bella atmosfera, una bella sensazione, quindi per il primo concerto è Emotività? stato... Molto, sì. In realtà siamo stati abbastanza... Io l'ho vissuto abbastanza tranquillo. Sì, è stato veramente un bel concerto. Dopo non si capisce bene la reazione del pubblico perché giustamente non ci conoscono e magari sentendo il nostro genere restano un attimo spiazzati. Ma anche noi alla fine siamo talmente presi mentre suoniamo che non ci rendiamo bene conto di quello che ci sta attorno. Cioè comunque ritornando ai silenzi si crea comunque una sorta di silenzio quando stiamo suonando e poi vabbè il pubblico cioè, vediamo che recepisce ed è felice insomma quando ci sta ascoltando, quindi a noi interessa questo insomma di poter dare qualcosa. Beh, tra poco poi arriverà anche l'album, magari sarà anche questo un sentore per quanto poi ai noi insomma i CD non è che si vendano così, però durante i concerti insomma forse sta rinascendo un po' questo sentimento di questa curiosità insomma verso la musica. Beh, secondo me sì, o comunque chi ascolta musica indipendente secondo me sarà sempre appassionato del supporto fisico, che poi stia cadendo in disuso o comunque grazie anche al digitale, siamo d'accordo, però secondo me tra gli appassionati di musica secondo me è sempre difficile cioè sarà difficile che insomma muoia completamente l'usanza della stampa, anzi addirittura comunque anche adesso sono ritornati anche i vinili, quindi e comunque vedo che molte persone li prendono e li ascoltano pure, sì, non li tengono solo lì per collezione, quindi alla fine qualcosa si muove. Ovviamente abbiamo per ora molti riferimenti più dall'underground che dal mainstream sicuramente. Quello sì, E quindi... forse chi compra vinili è spesso musicista a sua volta, può essere, e invece il pubblico, cioè l'interesse alla fine sta anche nell'andare ad un concerto, insomma a partecipare, e questo invece secondo voi sta tornando, quindi da un semplice ascoltatore, non per forza musicista, non per forza conoscenza, diciamo. Beh, secondo me c'è un bisogno delle persone di tornare a un lato più umano delle cose, anche perché ormai ci siamo un po' distaccati da tutti quegli aspetti che si legano all'essere umano. Anche ne parlavamo prima, ad esempio, del supporto fisico, abbiamo proprio perso il contatto anche quando ti compri un disco, cioè almeno una volta diventava quasi un cimelio
e lo ascoltavi più e più volte, magari con religiosità, perché dicevi caspita, ho fatto questo acquisto, voglio almeno godermelo, magari non mi piace neanche, lo ascolto finché non mi piace, mentre adesso è tutto più semplice, tutto più alla portata d'orecchio, e forse diciamo che non si stanno neanche più a guardare le virgole o le sfumature più belle che magari una canzone può regalare. Bisogna essere un po' tuttologi, no? Quindi ascoltare tanto, conoscere un po' tutto, forse è questo il... Sì, ma forse magari... Bisognerebbe evitare, diciamo, questa forma di, chiamiamolo consumismo, insomma, usa e getta di qualsiasi cosa, perché, insomma... Per quanto riguarda il lato umano, forse la maggiore affluenza ai concerti è proprio dal bisogno, appunto, di essere emozionati anche dal momento, come si può dire, dal live di per sé, da quello Da che una può cosa succedere, unica. sì, esatto, da vivere l'attimo in qualche Anche modo. perché è lì che si rompe il ghiaccio col pubblico, e si capisce, insomma. Si riesce ad emozionare nel modo Esatto. giusto o meno. Allora, io so che da qui all'album a maggio, in uscita a maggio, ci sono dei live, non so se le date le avete sotto mano o ve le ricordate, e in caso, insomma, se vogliamo anche citare i canali per trovarvi, per quindi rimanere aggiornati rispetto ai vostri movimenti, le vostre uscite, eccetera, eccetera. Perché siamo in conclusione. Devo dirli io Beh, che certo, con la sì. memoria che ho, Su guarda. Bandcamp ci trovate sotto il nome Derviscio, Dervi SHO finale. Poi su Facebook, Su chiaramente. Facebook, su facebook.com/Derviscio Band, su Reverb Nation, su Rockit, Da lì insomma ci sono poi tutti i vari su canali. SoundCloud, comunque insomma i social basici ci si può trovare tranquillamente. Sì. La prima intervista, qua sembrate proprio rodati, altro che... Beh, complimenti per il live. Grazie a voi. E ricordate di portarci l'album. No. Noi ringraziamo Simone Bastianello, voce chitarra, Maurizio Contiero, batteria, tastiere, campionamenti, cori, Damiano Frison al basso e ai cori. Loro sono i Derviscio e ci salutiamo con New Orleans Sense. Grazie. Ciao ragazzi, Ciao. grazie. Io Ciao a ringrazio tutti. a mia volta Nicola Marchesin, ci lasciamo con i Derviscio, ciao. Looking for your